La popolare trasmissione televisiva Il Boss delle Pizze è una competizione dedicata al mondo delle pizze e ai suoi pizzaioli, trasmessa sul circuito nazionale, è approdata ieri sera a Licata presso la pizzeria L'Arte della Pizza di Salvatore Vizzì, un pizzaiolo con anni di esperienza e anche istruttore di corsi professionali per pizzaioli. Il cast del popolare format dovrà scegliere il 20° e ultimo pizzaiolo che parteciperà alla trasmissione. Al termine della gara televisiva solo il vincitore potrà accedere alla finale che si terrà a Las Vegas per l'assegnazione del titolo Il Boss delle Pizze. Ieri sera presenti a Licata Mario Privitera, organizzatore del tour, Nicola Vizzini, produttore, e Luciano Carciotto, giudice della trasmissione, già vincitore del titolo di Boss delle Pizze a Las Vegas. Siamo a Licata, la competizione televisiva dedicata al mondo delle pizze e ai suoi pizzaioli oggi sbarca qui all'Arte della Pizza. La trasmissione televisiva ha un ampio respiro nazionale, ma siamo con il produttore, se ci spiega le finalità di questa trasmissione. Sì, praticamente stiamo realizzando appunto un format, già l'abbiamo realizzato la prima serie e faremo la seconda edizione ovviamente di questa prima serie, dove stiamo selezionando appunto in tutta Italia i pizzaioli, vari pizzaioli che parteciperanno come concorrenti appunto al Boss delle Pizze. Il programma funziona praticamente che questi pizzaioli dovranno concorrere tra di loro creando un loro cavallo di battaglia, quindi saranno giudicati, tra virgolette giudicati perché poi sono tutti bravi e sono tutti dei professionisti, da una giuria tecnica. Ovviamente saranno dei giudici che hanno già esperienza nel mondo della pizza. Nella seconda fase invece della trasmissione dovranno indovinare gli ingredienti che il nostro boss delle pizze, appunto il nostro Luciano Carciotto, realizzerà inventandosi una pizza, e loro bendati dovranno assaggiare la pizza e riprodurla fedelmente. Siamo qui, stasera appunto realizzeremo un evento dove faremo un assaggio, riprodurremo fedelmente, ovviamente in maniera un po' più semplificata, quello che è l'assaggio della pizza. Capiremo se il nostro amico appunto potrà far parte tra i 20 concorrenti del nostro programma. Siamo con Luciano Carciotto, è il giudice del Boss delle Pizze, che valuterà questa sera se l'Arte della Pizza con il suo pizzaiolo potrà entrare a far parte del 20° prescelto per partecipare appunto alla trasmissione televisiva di Respiro Nazionale. Sì, questa sera facciamo tappa qui e proveremo le capacità del nostro amico e quindi vedremo magari dopo l'assaggio se c'è la possibilità di portarlo con noi al programma. Compito anche un po' difficile e particolare, ma chiaramente con la sua esperienza lei riesce a fare le giuste valutazioni. Guardi, più che altro non è un compito particolare, è un compito particolarmente soggettivo, che a me può piacere, ad altri no, quindi non è detto che il mio parere sia quello giusto. Posso mettere in campo le mie esperienze e far capire se c'è la possibilità di migliorare o meno. Tra l'altro il vincitore del concorso andrà con lei a Las Vegas, lei insomma è uno dei più ambiti chef di Las Vegas. Diciamo che dopo il 2017, dopo aver vinto il mondiale sia come miglior pizzaiolo e miglior pizza, diciamo che è una bella esperienza che vorrei fare rivivere a qualcun altro. Tu scegli i pizzaioli in tutta Italia, ora siamo qui a Licata dove si sceglierà il 20° tra i vari pizzaioli già scelti che parteciperanno all'evento nazionale. Sì, è stata sicuramente una bellissima esperienza quella che mi ha dato CNS Group, in quanto io sono l'agenzia nazionale che si occupa appunto della gestione del tour. La scelta delle pizzerie è stata veramente molto difficile, anche perché dopo la prima edizione, dopo i risultati della prima edizione, sono state tantissime le strutture interessate che ci hanno contattato per ospitare appunto questo tour, questo evento, e poi da lì proprio è partita quasi in maniera naturale e spontanea quello di realizzare anche dei pre-casting, quindi abbiamo scelto in alcune di queste pizzerie
non in tutte, però abbiamo scelto, diciamo, i concorrenti che faranno parte della prossima edizione del Boss delle Pizze. La trasmissione televisiva Il Boss delle Pizze è oggi qui a Licata per scegliere l'ultimo, il 20° concorrente che potrà o meno accedere alla trasmissione televisiva. Sì, sono completamente orgoglioso di fare parte di questa trasmissione televisiva. Appena mi sono stato contattato, ripeto, ho fatto salti di gioia, conoscendo che i componenti, Luciano Carciotto e Nicola Vezzini, volentieri. Cosa preparerai questa sera per attirare la loro attenzione e poter passare il turno e diventare il 20° dei prescelti che parteciperanno alla trasmissione? Sì, prepariamo delle pizze gourmet in cui si baserà su delle salse in modo particolari, in cui poi sarà tutto a sorpresa, capito? Poi ci saranno i giudici a scegliere le sue... Il segreto del suo fare la pizza qual è? Allora, il mio segreto di fare la pizza è, da premettere che il lavoro che faccio mi impiega molto lavoro, mi occupo molto sulle consulenze e poi usiamo noi una macinata a pietra e una tipo 2 e una semi-integrale non termotrattata perché all'interno abbiamo il germe di grano, capito? Anche perché lavoriamo molto sull'idratazione, facciamo in basta 24-48 ore di maturazione.